spettacolo è Cicerone e i siciliani contro Verre e riguarda il più grande processo per corruzione dell'antichità che fa diventare Cicerone il primo avvocato di Roma e lo fa difendendo 60 città della Sicilia contro un evento disastroso che mette in ginocchio l'isola, contro un governatore corrotto. Lo spettacolo approda qui a Montevago grazie al sindaco Rita La Roccaruvolo, un sindaco che peraltro stimo enormemente ben prima della sua carica, che vuole portare la cultura in questo luogo incredibile che è l'antica cattedrale, la quale diventa finalmente parte non solo della mia storia, ma soprattutto della storia del luogo. Ho visto della gente che viene, lo frequenta, a volte fanno anche le foto dei matrimoni e vedo che il dolore e la distruzione è fiorita grazie a questa idea della La Roccaruvolo, cioè questo è un luogo di cui ci si riappropria, è il luogo dei nonni, dei genitori, dove si sono sposati e qui si ritorna e con orgoglio si mostra un luogo che diventa la propria storia, la propria memoria e la cultura. Credo che di fronte a questa rinascita, una storia che è una battaglia per la giustizia come questa, una rinascita del popolo siciliano che vuole conquistare i suoi diritti, siano due cose che si abbinano molto bene. È stata una bellissima serata e per questo devo ringraziare Alfonso Veneroso che oltre a rappresentare a Sciacca, a Selinunte, a Caltabellotta ha voluto anche utilizzare questo palcoscenico. È stata una serata molto emozionante, abbiamo rivissuto in qualche maniera un processo che ci riporta a 70 anni prima di Cristo, che parla di corruzione, mi pare da come è stato presentato quasi come se lo stessimo vivendo e in qualche maniera, ahimè, sembra un processo dei giorni nostri. La cosa più bella è rivedere ancora una volta la cattedrale di Montevago al centro di un interesse che è un interesse culturale, un interesse dove l'arte, la cultura, la letteratura si mettono, diciamo così, a regime ed in qualche maniera offrono il meglio di sé. Quindi grazie a questo luogo che dà la possibilità non solo di essere fruito, ma nello stesso tempo è diventato un luogo, diciamo così, di ritrovo per tutto un territorio.